Da base di missili ad autodromo per appassionati è il nuovo destino dell'ex base NATO a Peseggia di Scorzè, conosciuta con il nome di Sito 5. Realizzata durante la Guerra Fredda e operativa dal 1969, la sua funzione era difendere l'Italia settentrionale da eventuali attacchi aerei provenienti da est. Gestita dalla quinta batteria missili contraerei di Mestre, l'attività militare cessò nel 1996 e l'ex base missilistica venne dismessa nel 2009 dopo l'acquisto trasferita al comune dal demanio militare nel 2015. È bellissimo vedere come attraverso il nostro sport, attraverso l'automobilismo, si sia potuto anche dar corso ad una riqualificazione del territorio. È bellissimo infatti vedere delle prove speciali svolgersi in quella che era un'ex base militare e che adesso è stata riconvertita sapientemente dall'amministrazione. Nelle prossime ore la prova speciale per la 19ª edizione Rally Città di Scorzè. 86 gli equipaggi in gara sabato prossimo 6 agosto sulle strade a cavallo tra le province di Venezia, Padova e Treviso. Tra le novità più attese il ritorno dopo 3 anni di stop della super speciale notturna, appunto nella ex base missilistica di Peseggia, con un percorso tutto rivisto tra stradine tortuose, curve veloci e allunghi mozzafiato.